Esistono razze canine e poi esistono i miti. Razze che smettono di essere semplici cani e diventano qualcosa di più, un simbolo, un'idea, una leggenda. Il Doberman è stato una di quelle. Per decenni il suo nome è stato sinonimo di potere, di disciplina, di controllo, di protezione. Per molti era il cane perfetto. Sfido chiunque in buona fede a guardare un Doberman, uno di quelli degli anni 80, nero focato, orecchie tagliate, coda tagliata, snello, e avere il coraggio di dire che quello non è il cane più bello del mondo. Per altri era il cane più pericoloso del mondo. Ma quasi nessuno si è mai fermato a fare una domanda: chi era davvero il Doberman? Perché se oggi chiedete a 100 persone cosa pensano di questa razza, sentirete sempre le stesse storie. Impazzisce, si rivolta al padrone, ha il cervello che cresce, non è adatto ai bambini, è un cane cattivo, frasi ripetute così tante volte da sembrare vere. Eppure quasi nessuna di queste cose è vera. E allora come è possibile? Come ha fatto una delle razze più ammirate della storia a diventare una delle più fraintese? Come ha fatto il re a perdere il trono? Per capirlo dobbiamo tornare indietro, molto indietro, in una piccola città della Germania, quando il Doberman ancora non esisteva. E un uomo stava per cambiare per sempre la storia della cirofilia. Germania, seconda metà dell'Ottocento, una piccola città chiamata Apolda. Nessuno può immaginare che da lì nascerà una delle razze più famose del pianeta. L'uomo che cambiò tutto si chiama Friedrich Louis Doberman. Non è un allevatore famoso, non è un aristocratico. All'epoca l'aristocratico tendeva ad incrociare cani per la caccia, per diletto. È un uomo che lavora, un uomo che ogni giorno deve affrontare situazioni che molti preferirebbero evitare. Fa l'esattore delle imposte, gestisce un mattatoio, si occupa della cattura dei randaggi, sentite che lavori, in altre parole trascorre la vita entrando in posti sbagliati, nei quartieri sbagliati, tra le persone sbagliate, a volte tra gli animali sbagliati, e spesso porta con sé denaro, molto denaro. Ora immaginate la Germania di fine 800, niente telefoni, niente pattuglie che arrivano in 2 minuti, niente telecamere, niente allarmi. Se qualcuno decide di aggredirti, sei da solo. Ed è lì che nasce l'idea. Un'idea semplice, ma per l'epoca incredibilmente rivoluzionaria. Louis Doberman vuole un cane, non un cane qualsiasi, vuole un compagno, un guardiano, un alleato. Un animale capace di camminare accanto a lui nel buio. Molti anni dopo qualcuno dirà che il Doberman è nato per fare paura. Attenzione, io credo sia l'esatto contrario. Il Doberman nasce dalla paura di un uomo che cerca protezione, che cerca sicurezza, che cerca qualcuno di cui fidarsi in un mondo dove non puoi fidarti di nessuno. E così comincia a selezionare, a scegliere, a incrociare, a costruire. Non sta creando un mostro, sta cercando di costruire una soluzione. Per riuscirci prende il meglio che trova per l'epoca: cani da macellaio, antenati di quelli che oggi noi riconosciamo come Rottweiler, cani da pastore della Turingia, pinscher tedeschi, linee da lavoro, linee da guardia, linee di protezione. Ogni cane contribuisce con qualcosa. Piccoli. Forza, coraggio, velocità, tempra, vigilanza, intelligenza, ma soprattutto equilibrio. Perché il vero problema non è creare un cane che morde, quello è facile. Il vero problema è creare un cane che sappia quando mordere. E qui c'è una cosa che molte persone non hanno mai
Capito? Un cane da protezione serio non è una bomba, è un interruttore. Si accende quando serve, si spegne quando serve. Qualcuno direbbe, si accende quando serve, si spegne quando deve. Un cane che attacca chiunque non è un cane da lavoro, è un problema. Louis Doberman non voleva un problema, voleva una soluzione. Passano gli anni, la selezione continua, la razza prende forma, il corpo diventa atletico, la linea è elegante, lo sguardo attento, le reazioni rapide. Abbiamo all'epoca quello che oggi è per molti il Marine, ma all'ennesima potenza, qualcosa che il mondo non aveva mai visto. Se il pastore tedesco sembra nato dalla terra, il Doberman sembra nato da un progetto divino, dirà qualcuno. Sembra disegnato, e lo so che lo stai pensando, lo so che in cuor tuo, anche tu da una piccola parte come me, pensi che sia stato il cane più bello di tutti i tempi. Sembra costruito, sembra arrivare dal futuro. È proprio questa la sua modernità. Lo renderà prima una leggenda e poi una vittima. Perché la cosa incredibile è questa: il Doberman non verrà distrutto dai suoi difetti, verrà distrutto proprio dalle qualità che lo renderanno famoso. E per capire come sia successo dobbiamo assistere alla sua ascesa. Dobbiamo vedere il momento in cui il cane diventa un mito. Ci sono razze che nascono, ci sono razze che si diffondono e poi ci sono razze che conquistano l'immaginario della collettività. Il Doberman appartiene a quest'ultima categoria, perché il suo successo non fu soltanto cinofilo, ma culturale. Per capire quanto fosse grande il fenomeno, bisogna dimenticare il mondo di oggi. Dimenticate Instagram, dimenticate TikTok, dimenticate Internet. Negli anni 60, 70 e 80 la reputazione di una razza si costruiva in modo diverso, attraverso il passaparola, i giornali, la televisione, il cinema. E il Doberman sembrava nato per dominare tutti questi mondi. Guardatene, corpo asciutto, torace profondo, collo elegante, movimento atletico, sguardo vigile. Non assomiglia a un cane costruito dalla natura. Assomiglia a un cane progettato dal divino, ad una macchina, a un'opera di design. E il mondo se ne accorse. Se ne accorse molto, molto rapidamente. Mentre altre razze rimanevano legate al proprio lavoro originario, il Doberman diventava qualcosa di diverso, un simbolo, il cane della protezione, il cane dell'autorità, il cane della sicurezza, il cane che ti faceva sentire protetto semplicemente perché era lì. Molte persone oggi credono che il Doberman sia sempre stata una razza controversa. Non è vero, non è vero. Per molti anni il Doberman fu ammirato, desiderato, ricercato, perfino invidiato. Possedere un Doberman significava trasmettere un messaggio: competenza, forza, affidabilità, controllo. E poi arrivano i numeri non mentono, le opinioni mentono, i numeri no. Negli anni 70 in Italia il Doberman conta appena poche centinaia di iscrizioni. Poi accade qualcosa di enorme, la razza boom, esplode. Le iscrizioni crescono anno dopo anno, fino ad arrivare a oltre 6.000 soggetti registrati, 6.000. Anni 70, 6.000, 70, 80. Per capire cosa significa dovete immaginare la cinefilia italiana di allora. Non stiamo parlando di una razza qualunque, stiamo parlando di una superstar, di una delle razze più desiderate del paese. Cioè voi prendete un border collie oggi e un Marine, metteteli insieme e avrete quella risoluzione di vendita di un cane che sembra destinato a non tramontare mai. Ma il successo porta sempre un problema, sempre. Quando una razza diventa famosa, smette di appartenere agli appassionati, a chi ci tiene veramente, a chi sa raccontartela. Ed è qui che la storia inizia a cambiare, perché il pubblico non ama la realtà. Oggi, come allora, ama i simboli, ama i personaggi, ama le semplificazioni. E il Doberman era destinato a diventare una
semplificazione perfetta. Arrivano i film, arrivano le serie televisive, arrivano le pubblicità, arrivano le fotografie, arriva Hollywood e Hollywood capisce immediatamente una cosa: il Doberman buca lo schermo. Non serve spiegare chi sia, non serve raccontarlo, basta mostrarlo. Il pastore tedesco lo devi raccontare attraverso Rintintin, il Collie lo devi raccontare attraverso Lassie. Il Doberman non serve raccontarlo, basta guardarlo. 2 occhi, un cancello, dietro c'è lui. Una corsa, un ringhio e un messaggio che arriva immediatamente. Il problema è che Hollywood non racconta quasi mai la verità. Hollywood racconta ciò che funziona, e ciò che funziona è il conflitto, il pericolo, la minaccia, la paura. Così il Doberman smette lentamente di essere un cane e diventa un personaggio. Personaggio da personaccia. Cosa significa personaggio? Quando tu eserciti un personaggio, tu sviluppi un personaggio, è quella versione di te. Lui ne è vittima. Il suo personaggio, quello che altri hanno disegnato per lui, è il cane del criminale, il cane del boss, il cane del narcotrafficante, il cane della villa blindata, il cane del cattivo, ed è qui che nasce il problema. Perché quando il personaggio diventa più famoso della realtà, la realtà comincia a perdere. Ma il peggio deve ancora arrivare, perché Hollywood non sarà il vero nemico e l'unico del Doberman, nemmeno la concorrenza delle altre razze, nemmeno il cambiamento della società così come è strutturata. Il vero nemico arriverà sotto forma di una cosa apparentemente innocua. Una storia, una semplice storia raccontata da qualcuno, poi ripetuta da qualcun altro, poi da qualcun altro ancora, fino a diventare una verità, ma che avrebbe cambiato per sempre il destino del Doberman. La caduta del Doberman non inizia con una malattia, non inizia con un'altra razza, non inizia con una legge, inizia con una bugia. Se dovessimo scegliere il momento esatto in cui il destino del Doberman ha cominciato a cambiare, molti penserebbero a una malattia, altri al cinema, una displasia. Io credo che sia iniziato molto prima. Credo sia iniziato con una storia raccontata da qualcuno, poi ripetuta da qualcun altro, poi da qualcun altro ancora. I cani non parlano e quindi queste cose poi diventano una verità. La cosa incredibile è che internet non esisteva. Non esisteva Facebook, non esisteva Instagram, non esisteva TikTok, non esisteva YouTube, eppure le fake news esistevano. E com'è? Se esistevano. Viaggiavano nei bar, nelle scuole, nelle caserme, nei cortili, tra vicini di casa, e ogni volta diventavano più grandi, più assurde, più spaventose, fino a trasformare un cane in una leggenda nera. Il cervello che cresce, questa l'hai sentita, lo so che l'hai sentita. Questa è probabilmente la leggenda metropolitana più diffusa della storia della cinofilia. Se avete più di 40 anni, altrimenti ve la raccontiamo noi su questo canale, l'avete sentita. Se ne avete 50, sicuramente l'avete sentita. Magari da un parente, magari da un amico, magari da qualcuno che era convinto di sapere quello che diceva, un po' quando si diceva io c'ho il cane lupo, come se il pastore tedesco si trasformasse in lupo. Solo che quella non è mai diventata la verità. Questa è diventata una verità. Il cervello del Doberman continua a crescere. Oppure il cranio si restringe, arrivato ad una certa età impazzisce. E il cielo sa quante volte abbiamo sentito noi questa storia. È perfetta, spiega tutto. Se il cane morde è il cervello, se il cane è nervoso è il cervello, se il cane è ingestibile è il cervello. Così nessuno deve porsi la domanda più scomoda: e se fosse colpa dell'uomo? La realtà è molto meno cinematografica, molto meno affascinante, ma infinitamente più vera. Non esiste alcuna evidenza scientifica che il cervello del Doberman continui a crescere fino a provocarne la follia. Nessuna, zero, niente, mai esistita. Eppure questa storia ha probabilmente allontanato dalla razza più persone di qualsiasi malattia genetica. Pensateci, una razza intera giudicata per decenni sulla base di una favola anatomica. A 7 anni si rivolta contro il padrone, questa mi sembra fosse la seconda, una specie di maledizione, un termine biologico.
una bomba pronta a esplodere. Il Doberman è fragile come un pacco bomba, a 7 anni esplode. La storia cambiava leggermente da regione a regione, ma il finale era sempre lo stesso. Arrivato a una certa età, si gira e ti attacca. Ora fermiamoci un secondo, se questa cosa fosse vera, la razza sarebbe sparita 100 anni fa, nessun allevatore avrebbe continuato a selezionarla, nessuna forza dell'ordine l'avrebbe utilizzata, nessuna famiglia l'avrebbe tenuta, nessun appassionato ne sarebbe rimasto innamorato. Io non starei qui a parlarne, e invece il Doberman è ancora qui. Perché la realtà è semplice, un cane può avere problemi, può essere educato male, può essere selezionato male, può essere gestito male, può soffrire, può reagire, può agire, ma non esiste un momento magico in cui il Doberman tradisce il proprietario. Questa è narrativa, non è cinofilia. Bugia numero 3. Non può stare con i bambini. Questa è stata devastante. La bomba ad orologeria che ha posto fine alla razza Doberman. Perché non ha colpito l'immagine, ha colpito le famiglie. Per anni migliaia di persone hanno sentito dire che il Doberman fosse incompatibile con i bambini, che fosse troppo duro, troppo nervoso, troppo pericoloso, troppo tutto. Eppure basta leggere lo standard ufficiale della razza, non le chiacchiere, lo standard, dove il Doberman viene descritto come cane affettuoso, legato alla famiglia e amante dei bambini. Fine. Questo non significa che ogni Doberman debba fare da babysitter, non significa che non servano educazione e responsabilità, ma significa una cosa importante: la razza non nasce contro i bambini, la razza nasce accanto alle persone. E i bambini sono persone, piccole persone. Bugia numero 4. È cattivo di natura. Questa è la madre di tutte le bugie, quella che ti taglia le gambe, perché contiene al suo interno tutte le altre. Aggressivo, pericoloso, violento. Ma c'è una confusione enorme, la confusione tra potenza e cattiveria. Un Doberman è potente, molto potente. Così come è potente un cavallo da corsa, così come è potente un pugile professionista, così come è potente una Ferrari, ma la potenza non è cattiveria. La potenza non è violenza. Storicamente i migliori cani da protezione sono sempre stati quelli più controllati, più lucidi, più equilibrati, perché un cane che perde il controllo non protegge, complica. Un cane da lavoro deve saper distinguere, aiutare, aspettare, obbedire. Questa è esattamente la qualità che ha reso il Doberman famoso. La maggior parte delle persone non ha mai conosciuto un Doberman, ha conosciuto qualcuno che parlava di un Doberman raccontato da altri. E quando una leggenda viene ripetuta abbastanza a lungo, sente di essere una leggenda, diventa realtà agli occhi di chi ascolta. Il problema è che la realtà vera continua a esistere e prima o poi presenta il conto. Ma se pensate che siano state le bugie a distruggere il Doberman, vi sbagliate, perché non è ancora finita. Perché le bugie da sole non bastano. Se fosse stato soltanto questo, la razza forse si sarebbe salvata. Per carità, ancora è salva. Il problema è che mentre il mondo raccontava le favole, qualcos'altro stava cambiando. Qualcosa di molto più grande, la società stessa. Il Doberman non era cambiato il mondo. E qui accade qualcosa che quasi nessuno racconta. Perché mentre tutti discutono di aggressività, di taglio delle orecchie, di clima e di leggende metropolitane, il vero terremoto avviene altrove, avviene nella società. Negli anni 70-80 il mondo era diverso, le ville avevano i cancelli, le aziende avevano i guardiani, la sicurezza era una preoccupazione quotidiana. Molte persone cercavano un cane che trasmettesse autorità, deterrenza, protezione, e il Doberman era perfetto. Poi il mondo cambia, le città cambiano, le famiglie cambiano. Il cane entra sempre più in casa, sul divano,
nei ristoranti, sui social. Il cane non deve più sorvegliare il perimetro, la perimetrale, e improvvisamente molte persone non cercano più il cane che protegge, cercano il cane che semplifica. Ma il Doberman non è mai stato un cane semplice, è un cane che pretende presenza, non meno del Marine: relazione, coinvolgimento, educazione, movimento. Il mercato inizia lentamente a voltargli le spalle, non perché sia diventato peggiore, perché il mondo è diventato diverso. Ma mentre il mondo cambiava, qualcuno stava costruendo l'immagine definitiva del Doberman. Non era un allevatore, non era un addestratore, era Hollywood. Hollywood capisce prima di tutti, come dicevo prima, che il Doberman fa paura, o almeno fa paura sullo schermo. È nero, atletico, velocissimo, silenzioso, con le orecchie tagliate, sembra quasi una creatura mitologica, una statua che prende vita, un predatore che comincia il processo film dopo film, serie dopo serie, scena dopo scena. Il Doberman smette di essere un cane, diventa un personaggio, il cane del boss, il cane del narcotrafficante, il cane del criminale, il cane della villa blindata. Il pubblico non incontra più il Doberman reale, incontra il Doberman cinematografico. Immaginate quello che è successo con il San Bernardo di Beethoven. Oggi chiunque vede un San Bernardo non si rende conto che ha a che fare con un molossoide enorme. Penso di vedere Beethoven, ma non è così. Ecco, la stessa scena, in male, sui Doberman. Il problema è che il cinema non deve essere giusto, deve essere efficace, deve avere, e con il Doberman è molto efficace. Persino l'immaginario legato al nazismo finisce per sfiorarlo. Ed è curioso perché quando si studiano davvero le immagini storiche della Germania nazista si trovano soprattutto i pastori tedeschi, Schnauzer, e poi arriva il Doberman. Eppure nell'immaginario collettivo il Doberman finisce egualmente dalla parte dei cattivi, perché la memoria umana non ricorda i fatti e nessuna immagine è più potente di un Doberman che correva verso una telecamera. Ma sarebbe troppo facile dare tutta la colpa al cinema, troppo facile dare tutta la colpa alle leggende, troppo facile dare tutta la colpa alla società per quello che, ripeto, è probabilmente il cane più bello del mondo esteticamente, e batterò sempre su questo tasto. Sfido chiunque a dire il contrario in buona fede. Non sto dicendo che è quello che io preferisco, di questo forse ne parlerò, sto dicendo il più bello. Perché esiste un'altra verità, una verità che gli appassionati conoscono bene. Io lo so che tu hai capito di cosa sto parlando. Il Doberman ha pagato un prezzo sanitario enorme, la cardiomiopatia dilatativa, la famosa DCM, una malattia cardiaca che ha colpito la razza in modo durissimo, come la displasia ha colpito oggi, per intenderci, il pastore tedesco. Qui non stiamo parlando di chiacchiere, stiamo parlando di cose, non stiamo al bar, non stiamo parlando di fake news, parliamo di un problema reale, documentato, misurabile, pericoloso. Ed è qui che una razza dimostra la propria maturità. Non quando nascono i problemi, ma quando li affronta, perché amare una razza non significa raccontare che è perfetta, significa proteggere il futuro. Ma nemmeno la malattia avrebbe potuto togliere dal trono il Doberman. Non è finita. Io lo dovevo questo video a Doberman, perché nel frattempo stava arrivando qualcun altro, un nuovo re. Ogni impero ha un successore, ogni tramonto un nuovo occupante, e mentre il mondo era impegnato a vivere i suoi cambiamenti, nel mondo dei cani da lavoro quel nome è spesso Marine, più leggero, più esplosivo, più rustico, più economico da mantenere operativo, più adatto alle esigenze moderne di molti reparti. E mentre il Doberman combatteva contro la leggenda, il Marine conquistava il presente. Attenzione, questo non significa che il Marine sia migliore,
significa che risponde meglio a esigenze diverse, perché il lavoro cambia, la società cambia, le operazioni cambiano, i cani cambiano con loro. Il Doberman non viene sconfitto, viene sostituito ed è molto più doloroso. A questo punto del documentario dovrei mostrarvi un mostro, un killer, una macchina da guerra, quello che molti si aspettano. Invece vi mostro un cane che segue il suo proprietario ovunque, un cane che cerca il contatto, un cane che si appoggia, un cane che vuole partecipare alla vita quotidiana, un cane che spesso vive il rapporto con la famiglia in modo quasi totalizzante. Il vero Doberman probabilmente è una delle razze più fraintese del pianeta, forse la più fraintesa, perché il pubblico ha conosciuto la maschera, non il volto, ha conosciuto il personaggio, non il cane. Voglio fare un'ultima considerazione. L'ho tenuta per ultima perché è forse la più tragica. Sapete cosa ha pagato più di tutte queste cose? Sarà la parte più controversa del documentario: il taglio delle orecchie e della coda. Vedere un Doberman oggi con le orecchie lunghe e la coda lunga non è come vedere un Doberman di ieri con le orecchie a fiamma tagliate e la coda tagliata. Nel 1983 in Italia il Doberman registrava oltre 6.000 iscrizioni. Negli anni successivi quei numeri crollano. Oggi siamo lontanissimi da quell'epoca. Il re ha perso il trono, il mito ha perso il potere, la leggenda si è consumata. Eppure il Doberman è ancora qui. Nonostante i tanti nonostante, non è scomparso, non è morto, non è stato cancellato, è sopravvissuto. Ha attraversato bugie, modi, film, pregiudizi, malattie, trasformazioni sociali ed è arrivato fino a noi. Forse il Doberman non aveva bisogno di tornare a essere una moda, forse aveva bisogno di tornare a essere semplicemente ciò che era all'inizio, il progetto di un uomo che cercava sicurezza nel buio. Un cane costruito per proteggere, per collaborare, per appartenere. Gli hanno dato del mostro, del cane pazzo, del cane cattivo, del cane sbagliato. Ma chi ha vissuto davvero con un Doberman racconta quasi sempre una storia diversa. Non quella di una leggenda, non quella di un incubo, ma quella di un compagno. Perché gli dei cadono, succede sempre, ma qualche volta sotto le macerie del mito rimane la verità, e la verità è, nel caso del Doberman, è molto più bella della leggenda. Voglio fare una dedica speciale, il video sarebbe chiuso qua. Voglio dedicare questo video al mio secondo cane, perché il mio primo cane da bambino era un cocker, come molti sanno, cocker spaniel, morì di sciomurro, l'ho raccontato tante volte, e quando arrivò il secondo cane qualche anno dopo era un Doberman, e per quella che era l'epoca la mia famiglia fece una cosa male. Ha vissuto tutta la sua vita in giardino, solamente in vecchiaia abbiamo cominciato a farlo entrare dentro casa, ma io ho iniziato ad amare il cane, quel cane, solamente nel ricordo, quando è venuto a mancare, perché non era il mio. In realtà è quello che più mi ha avvicinato alla cinefilia.